Golf Club Tarvisio Senza Confini nasce negli anni 90, sicuramente Tarvisio è diventato fulcro per il golf della zona perché anche in Austria non c'erano altri campi. Anni 2000-2003 si decide di fare altre 9 buche. 2013 quando il campo viene venduto a una famiglia austriaca, l'ingegnere Palfinger, che danno incarico di restyling golf al Marco Croce. Il nostro percorso si trova sul livello di mare di 800 metri, ci troviamo in un'area molto fresca, da noi si gioca quasi sempre in maglioncino anche d'estate. Non essendo un campo molto lungo, però è molto tecnico e bisogna sempre mettere palla in landing zone per giocare bene. Quelle prime 9 sono molto più facili e meno tecniche, invece altre 9 sono più difficili e più tecniche. Il Golf Club Senza Confini di Tarvisio è un par 70, 18 buche, in particolare la buca 14 che è un par 5 di 482 metri, ha questa particolarità di partire a un piano piuttosto basso per poi elevarsi, per poi ridiscendere verso il green. La buca più lunga è la buca 7, un par 5 di 511 metri che costeggia in parte la foresta millenaria di Tarvisio. La manutenzione di questo percorso è rispettosa dell'ambiente. A livello green siamo ad utilizzare una nuova macchina che usa l'acqua come veicolo di immissione di sostanze organiche. Queste soluzioni eco-friendly appunto per creare e mantenere l'ecosistema nelle condizioni più naturali possibili. Normalmente si inizia in aprile, fine aprile, perché essendo in montagna siamo legati anche a pista di fondo. È stessa cosa con la chiusura, il golfista vuole giocare fino a fine e noi lo lasciamo campo aperto fino a fine ottobre, metà ottobre. Essendo Tarvisio una zona turistica e si trova a confine con Austria e Slovenia, è un punto di partenza per visitare anche altre zone. Siamo conosciuti anche per la ristorazione e parecchi rimangono sorpresi dalla qualità di servizio e anche qualità di cibo che diamo in ristorante.